Rialzare la testa dopo una sconfitta non è mai facile, ma oggi più che mai è necessario per la Genova Calcio, perché al Ferrando di Cornigliano è di nuovo derby genovese. Arriva infatti una rivarolese in forma smagliante e affermata di punti. Partita di alta quota che può valere il terzo posto visto l'ottimo andamento delle due compargini fino a questo punto della stagione. Squadre che si fronteggiano fin da subito su ritmi altissimi e Genova Calcio che dopo appena 10 minuti sfiora il vantaggio sull'asse Bennati-Parodi. Il numero 7 entra in area e mette in mezzo, Parodi colpisce a botta sicura ma lo vecchio si supera e salva i suoi. Ancora Genova Calcio pericolosa poco dopo con un siluro di Maisano che però non trova lo specchio. Ma la prima vera incursione sono gli ospiti a trovare la svolta del match. Sighieri viene atterrato in area da Massare, per Campazzo di Genova non c'è dubbio, calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Sighieri che con un pallonetto davvero numero 10 batte Secondelli e fa volare le Aquile sullo 0-1. Incassato lo svantaggio tornano alla carica padroni di casa con Parodi che questa volta servito da Riggio non riesce a colpire bene per battere lo vecchio. Alla mezz'ora è nuovamente la rivarolese a sfiorare il gol con Sighieri che prova dal limite dell'area trovando l'opposizione non perfetta di Secondelli che riesce però a rimediare anticipando Chiarabini ed evitando il disastro. Rimane all'attacco la squadra ospite al 32esimo a frenare la gioia ci pensa il palo che respinge la conclusione ravvicinata di Oriero lasciata indisturbato in aria. Passiamo alla ripresa. Secondo tempo che ricomincia sugli stessi ritmi del primo e con la rivarolese nuovamente vicino al raddoppio con l'incornata di Mura che Secondelli riesce a respingere. Chiarabini ribatte a colpo sicuro ma tra lui e la porta si frappone Raso che mette in angolo. Ancora un colpo di testa pericolosissimo questa volta sul fronte opposto. È Traverso a scaldare i guanti allo vecchio che si fa trovare pronto sullo stacco impetuoso del neoentrato. Da qui nel giro di 10 minuti la rivarolese ha per 3 volte l'occasione di chiudere la partita. Prima Chiarabini impegna Secondelli con una gran botta da fuori. Poi Mura lanciata a rete in solitaria non riesce a superare il numero 1 di casa e 3 minuti dopo ancora Mura prova la conclusione sfiorando il palo. Al 70esimo torna pericolosa la Genova Calcio con Bennati che ci prova da posizione defilata. Lo vecchio respinge ma il pallone termina sui piedi di Lardo che però colpisce male e non trova la porta da pochi passi. Passano 5 minuti ed è Oliviero che può chiuderla con questa percussione inarrestabile sulla fascia ma una volta giunto davanti alla porta colpisce alto. Nel finale ci prova ancora Bomber Parodi a pareggiare i conti ma anche il suo tiro non è vincente e si spegne a fil di palo. Ma a un minuto dal termine Sighieri viene nuovamente atterrato in aria, per l'arbitro è ancora a rigore. Questa volta dagli 11 metri si presenta Memoli che trova il più classico dei gol dell'ex e il definitivo 0-2. Nel recupero la Genova Calcio rimane addirittura in 10 per l'espulsione di Riggio. Una sempre più sorprendente rivarolese spugna il Ferrando e con questa vittoria scavalca proprio i padroni di casa in classifica.